123esima escursione, 12ª volta qui alle Balze, Monte Fumaiolo. Esattamente una settimana fa eravamo qui, c'era un po' di neve ma ci hanno fatto il regalo sta settimana, ne ha fatta parecchia, siamo tornati ciaspolati e rifacciamo l'esatto giro dell'altra volta, che dovrebbero essere un poco più di 10 km, perciò Paradise Hotel Fumaiolo più Rifugio Giuseppe più Rifugio Moia e si ritorna qua, Anello. Azione meteo al Monte Fumaiolo di fronte al Rifugio Biancaneve, neve 50 cm. Complimenti. Solfaggio scritto, questa qui è la strada sterrata completamente coperta di neve. Percorso 131. Verso ripa del Monticino, casa del Monticino innevata. Percorso vergine oggi verso ripa del Monticino, solo qualche impronta di animale, nessun essere umano. Ancora toccato la neve. Qui le impronte ci portano in queste 1, 2. Ah, qui c'è stato un crocevia. 3, anche ha fatto anche pipì qui. E queste impronte qui. O cercava cibo qui, non so. Neve fresca, si sprofonda, siamo in salita. Verso ripa del Monticino. Quasi arrivato alla ripa del Monticino, cavo il battitacco che serve per le ciaspole in salita, è molto utile, ma per il piano e la discesa assolutamente no. Ci abbiamo messo da qua a Monticino veramente tanto, adesso non so il tempo preciso, ma la salita, anche se lieve, è stata dura. Simoncello.
Ed ecco il bivio che ci porta verso Rifugio Giuseppe. Eccolo qua, 131 Rifugio Giuseppe, bivio verso Ripa della Moia e poi Rifugio Giuseppe. Ecco il bivio per Ripa della Moia e poi dopo, che è laggiù, e poi dopo torniamo qui e andiamo verso Rifugio Giuseppe, dentro il bosco. Punto panoramico della Moia. ...123esima escursione, 12ª volta qui alle Balse Monte Fumaiolo, finita. Anello, qualcosina meno di 10 km con le ciaspole, è stata dura perché la neve è fresca e le salite le abbiamo sentite tutte. Allora, 16.193 passi, non male. Dopo la ciaspolatina alle 4:20 tagliatelle al ragù di cinghiale. A te Sonia? Per me cannelloni al ragù. Così la merenda del campione.